Io ringrazio il segretario Petazzi che mi ha personalmente rivolto l'invito, anche devo dirvi con sorpresa, quindi mi sento anche in questa sala da ridotte dimensioni di poter parlare in termini molto semplici e poco formali, nel dirvi che rispetto all'invito che il signor Petazzi mi ha rivolto, parlandomi di Treno delle Dolomiti, di un congresso, peraltro da una prima immagine del programma rivolto e fornito di relatori dal punto di vista tecnico molto sicuramente più attrezzati della sottoscritta, che ha un altro curriculum, un'altra formazione e appartenenza, sostanzialmente mi sono chiesta cosa c'entra la scuola con il Treno delle Dolomiti. E a questa risposta cerco molto brevemente di sottoporvi quelle che possono essere delle mie riflessioni, che però ho già sentito essere confortanti e confortate soprattutto dagli interventi che mi hanno preceduto. Ammiccavo dal punto di vista tecnico l'onorevole Domenech quando su alcuni passaggi si riferiva alla collaborazione interistituzionale, al futuro di giovani, parlando di studenti, perché questa è stata la prima risposta che, ascoltando Petazzi, mi sono data rispetto a quello che avrei potuto dal mio punto di vista comunicare di questa relazione, perché la relazione c'è. Rispondere alla domanda cosa c'entra la scuola col Treno delle Dolomiti è rispondere a una domanda che tutti credo noi dovremmo porci come cittadini. In che misura noi valutiamo il rapporto di incidenza dello Stato con la nostra vita quotidiana, rispetto a quella nostra, rispetto a quella dei nostri figli, dei vostri figli, dei miei 28.043 alunni in quest'anno scolastico di cui mi occupo. Questi rapporti di incidenza sicuramente li valutiamo su 4 livelli: welfare, sanità, istruzione, trasporto, turismo. 5. L'istruzione è uno di questi e ognuno di questi aspetti che così fortemente incidono poi non soltanto sulle nostre percezioni di un legame concreto con lo Stato, ma anche mi fa piacere che abbia aperto l'assessore regionale sulle nostre scelte di cittadini e sulle scelte che noi educhiamo a fare i nostri ragazzi. La scuola ha anche questo compito. Allora, intervenire su questi aspetti vuol dire intervenire sul futuro di chi verrà dopo di noi, e quando parlo di futuro non è tanto in là, mi piace più l'idea di un futuro nel presente. Luigi Einaudi affermava in altre occasioni, in altri contesti, che l'errore di non saper cogliere l'attimo per le nazioni è tale quando questo avviene privo di lungimiranza. Allora, se noi oggi siamo qui è perché evidentemente, e già prima di me, io sono in servizio in questa provincia da un anno, quindi mi sto formando un'opinione negli ultimi 6 mesi. Per i primi 6 mesi ho molto ascoltato. Adesso comincio a dire qualcosa che sto capendo faticosamente, ma credo che mettere insieme quei 5 livelli che vi ho detto con l'istruzione, col Treno delle Dolomiti, ritenga proprio un richiamo molto forte alla lungimiranza delle nostre scelte, dal punto di vista di tutte le istituzioni e delle amministrazioni. Allora, io vi restituisco alcuni dati che guidano o che possono guidare le mie riflessioni e il mio pensiero, le mie dichiarazioni, quando, come in questi momenti, la scuola viene evocata a dire il proprio pensiero. Una, forse queste cose non le conoscete, non mi piace riferirle. I migliori studenti a livello di scuola veneta nello scorso anno, rispetto agli esiti finali degli esami sia di primo ciclo, ma soprattutto, badate bene, di secondo ciclo, quindi i cosiddetti esami di stato finali o di maturità, sono stati gli studenti bellunesi. Questo è un dato che io ho raccolto dopo 2 mesi del mio incarico, quindi sicuramente non merita la mia azione. Quindi c'è qualcosa che è avvenuto prima. E raccogliere dati quando un ragazzo ha 19 anni vuol dire che quel sistema di istruzione in quella provincia ha sicuramente costruito bene per i primi 10 anni. Se questo è un dato che sicuramente viene riconfermato, e sono andata a vederlo, anche rispetto ai 2 anni precedenti. Il mio lavoro ora è vederlo riconfermato, spero, per i prossimi 3. Allora noi possiamo pensare a una generazione di 5 anni 19enni che raggiungono gli esiti finali, e vi so dire anche la cifra, a un 84% superiore a risultati oltre l'80 centesimi finali.
E questi non sono dati di poco, un dato in più. Nel settore tecnico e professionale, quindi non solo nella formazione liceale, di questi abbiamo anche la maggioranza di lodi nel sistema della scuola veneta e credo che non sia una cosa da poco. A questo aggiungo un secondo dato che mette in un altro vagone di questa riflessione sul treno delle Dolomiti. Nei programmi Erasmus ed Erasmus Plus, a cui appartengono e partecipano i ragazzi studenti di questa provincia, il dato di oltre il 54% conferma che questi ragazzi studenti della provincia di Belluno sono i più richiesti. Vanno a Barcellona, vanno a Porto, vanno a Lisbona, vanno a Maastricht, vanno ad Amsterdam, e queste università si rivolgono a loro per prima rispetto ad altri studenti afferenti ad altri sistemi scolastici europei per la qualità e la consistenza delle competenze dal punto di vista tecnico e professionale. E credo che questo sia un altro dato da far riflettere. Ma ce n'è un terzo sul quale vi pongo la riflessione condivisa con alcuni dei presenti stamani nelle ultime parole dell'insediamento del nostro vescovo Marangoni di stamani. E la riflessione è questa. Gli ultimi di dicembre, nella conferenza finale, negli auguri di fine anno che il vicario del prefetto, dottor De Rogatis, ha fatto in prefettura, la presidente della provincia, Lares e Filon, ha apertamente presentato i dati di uscita e di entrata dei cittadini da questa provincia e io francamente sono sobbalzata e l'ho ritenuto con un'evidenziazione gialla molto forte per me che ben 400 giovani di età 23 anni come massimo, quindi coloro che possono aver terminato una triennale, hanno lasciato questa provincia e questo è un elemento a cui si riferiva anche chi ha parlato prima di me. Ma perché vi cito questo mettendolo sempre nell'elenco delle positività che vi ho detto prima? Perché la locuzione della riflessione che stamani il vescovo Marangoni ci ha consegnato, che fa da sponda a quella frase che ho citato all'inizio di Einaudi rispetto alla lungimiranza delle scelte, è che noi dovremmo chiederci se è vero che se ne vanno. Se è proprio vero che se ne vanno, ovvero quali sono altri motivi che non li trattengono. Allora io ai ragazzi della consulta provinciale degli studenti, per chi di voi non conosce che cos'è la consulta, è un organismo che rappresenta tutti i ragazzi rappresentanti delle scuole superiori, ho chiesto 4 giorni fa, erano nel mio ufficio programmando la giornata artistica studentesca che si è svolta a Belluno venerdì, ho chiesto loro come mai, secondo loro, dei loro coetanei 20 anni, riportando questo dato, se ne vanno. E la prima risposta che i ragazzi mi hanno dato, perché qui è difficile muoversi. In termini molto banali, ingenui e senza proclami. Allora, se io metto insieme questi dati, metto insieme la risposta dei ragazzi, questo c'entra la scuola col treno delle Dolomiti? Certo che c'entra, perché c'entra in un pensiero di scelte che incidono non soltanto su quei primi 5 elementi che vi ho detto, ma incidono anche in termini di occupabilità, di reinserimento lavorativo, di riorientamento agli studi, anche se in questa provincia stiamo molto bene in salute da questo punto di vista. Un mese fa circa ho ricordato all'onorevole Malpezzi, l'ho ricordato con orgoglio, che la provincia bellunese ha il minor tasso di dispersione scolastica, non soltanto a livello veneto, cioè vuol dire che noi non li perdiamo i ragazzi, quelli che entrano nelle nostre scuole escono tutti diplomati, abbiamo un dato che è sotto il 3%, il dato regionale altrettanto confortante, lontanissimo da quello nazionale, è l'11,9%. Quello nazionale siamo quasi al 30% ed è questo il grande investimento che anche a livello di Ministero dell'Istruzione questo Paese sta facendo, perché questa è la scommessa, è di non perdere tutti, non solo quello bellunese. Allora che sia il trasporto su gomma, che sia quello su ferro, noi su queste questioni dobbiamo interrogarci e dobbiamo renderle in qualche modo un pensiero unico, perché non si tratta di parlare solo di trasporto, non si tratta di parlare soltanto di mobilità, ma si tratta di parlare di futuro,
di popolamento, di insediamento, di occupazione, di welfare, di istruzione e di quei 5 elementi per i quali noi facciamo la differenza rispetto a chi scegliamo e alle scelte che governiamo. Non ultimo, permettetemi, oltre a questi elementi che ho indicato, ce n'è uno che credo abbia altrettanta attinenza nelle scelte che i ragazzi fanno. È quello che ha a che vedere con i costi individuali della sanità. Voi mi dite, io sono un rappresentante della scuola, non dovrei parlare di questa cosa, però i ragazzi scelgono anche questo. Scelgono di andare in luoghi, quando lasciano questa provincia, che a loro possono garantire che cosa? Quando parlo di sanità, parlo di benessere delle persone, completo stato benessere. La capacità di alcuni luoghi di questa provincia che sembrano veramente ai margini, dove altri centri di aggregazione, oltre la scuola o insediamenti di tipo formale, agenzie formali, non ve ne esistono. Allora, tutti devono essere ugualmente raggiunti. Le assi che prima l'assessore regionale riferiva, Belluno-Padova, Belluno-Venezia e tramite Conegliano Belluno-Udine, sono questi le diaspore studentesche di chi termina con orgoglio e con eccellenza il proprio studio fino alla scuola dell'obbligo nella provincia di Belluno. Quindi se noi vogliamo veramente renderli dei cittadini che trovano un posto nel mondo e quindi trovano anche il senso del loro stare bene nel mondo con un lavoro, perché è questo che ci identifica come essere riusciti nella vita, io appartengo a quella generazione a cui non è servito prendere la valigia. Io sono del 68, mia sorella è del 74, io sono entrata in servizio nella mia regione, nella mia provincia a 21 anni per vincere di concorso. Mia sorella ha un posto di lavoro occupato, stabile, nonostante 2 lauree e 2 master, lontano da casa, e l'ha avuto a 39 anni. Questi sono passi incredibili. I vostri figli non hanno il destino che abbiamo avuto noi. Quindi dobbiamo creare tutti, in maniera interistituzionale, le condizioni perché loro, come inserito nel mio titolo, possano avere successo nella vita. E sapersi muovere, poterlo fare, credo sia un elemento essenziale e non è così distante dal parlare di buona scuola. Auguro a tutti un buon convegno, grazie.